Buongiorno, ciao ciao e buongiorno. Allora, iniziamo un nuovo vlog. Se mi vedete con un rossetto perché lo sto testando, che adesso penso che dopo questo vlog forse, beh insomma, quando vedrete sono dei nuovi rossetti di Huda Beauty, è un kit da 4 rossetti liquidi e li sto testando prima di poter fare il video con gli swatch e la mia opinione. Allora, nel frattempo sto preparando un po' la cena per questa sera. Mi preparo un po' in anticipo per il discorso che vorrei che si raffreddasse un po', visto che non è proprio freddo, le temperature sono ancora caldine. Volevo andare a prendere il gelato oggi, ma ci ho ripensato che questa sera mangio la verdura che adesso vi faccio vedere e casomai il gelato lo faccio domani sera. Vi faccio vedere cosa sto preparando. In questa pentola sto facendo bollire dell'acqua salata per poi sbollentare carote e patate e le faccio in insalata così semplicemente. Mentre di qua sto per preparare queste due melanzane che ho visto una ricetta di tagliarle a metà, fare dei taglietti e mettere prezzemolo, olio e pangrattato e poi ficcarli in forno, per cui volevo provare a farle in questo modo. Comunque adesso vi faccio vedere i passaggi che faccio. E dopo aver messo il forno ventilato a 160 gradi, però non l'ho preriscaldato, l'ho fatto partire a freddo. Intanto ho messo per mezz'ora, qui vedete il timer che è già andato avanti, e vedo se può bastare o cosa. Comunque le tengo d'occhio quando, da quello che ho visto dalla ricetta su internet, quando il pane è rosolato e punzecchiandolo con uno stecchino si riesce a pungere bene la melanzana, vuol dire che è cotta. Nel frattempo deve fare un'altra cosa, cioè pulire il disastro che ho qui sopra. Le melanzane sono in forno e sta procedendo abbastanza bene, sono già 15 minuti che sono in forno, vediamo più avanti come escono cotte.
E nel frattempo però volevo dire che secondo me è meglio utilizzare una melanzana non troppo cicciotta, nel senso che tagliandola a metà, se è troppo grossa forse ci vuole troppo tempo che si cuocia. È una mia idea che mi è venuta adesso in mente. Comunque io l'ho fatta con queste che sono medio piccole e spero che facciano anche presto a cuocersi. Mi sono tolta il rossetto. E un'altra cosa che sto testando, provo a farvela vedere qui alla luce del sole. Praticamente questa qui è il nuovo prodotto Benefit per le sopracciglia. Questo sarebbe il pack esterno. Tolgo il tappo ed è fatto, se riesco ad inquadrarvelo, ed è fatto così. Vedete che ha tre punte e vi devo dire che mi sta piacendo. Praticamente questo sopracciglio è quello fatto, questo è quello non fatto. Vedete che qui le sopracciglia sono più rade, più chiare, e però utilizzando questo prodottino riempie i buchini nella maniera più naturale possibile, perché questo che è fatto, che qui avrei più o meno lo stesso discorso che ho qui, vedete che me le ha riempite al punto giusto, che dà proprio un effetto naturale. Vi devo dire che mi sta veramente piacendo. Avevo provato ad utilizzare il Ka-Brow, il mascara per sopracciglia sempre di Benefit, ma mi ero un po' annoiata ad utilizzare questi prodotti ed ero passata a colorarle dall'estetista, perché proprio non mi trovavo, mi ero stancata, diciamo, mi diventava un'ossessione ogni volta che dovevo fare le sopracciglia. Mentre con questo prodotto lo trovo facile da utilizzare, anche perché basta solamente passare così il prodottino. Beh, adesso lo sto facendo guardandomi sulla videocamera, per cui probabilmente non esce niente di decente, però questo qui sarebbe come si utilizza. E questi tre punte, da ogni punta esce il colore, per cui è come creare tre peli nello stesso momento, perché io l'ho utilizzata così e poi qui per la punta l'ho messa così e oggi ho fatto la punta, per cui vi devo dire, io ho preso la colorazione blonde, poi ci sono varie colorazioni, perché ero un po' indecisa sulle colorazioni, perché vedendole da Sephora come campioncino sembrano molto chiare e ero un po' veramente indecisa su che colorazione prendere. Poi ho preso questa perché ce n'era un'altra leggermente più scura, però dava più sul rossiccio, e quella che dava sul rossiccio non mi convinceva, per cui ho preso questa blonde. Però adesso guardate, potete capire che ho lo specchio qui della videocamera e non sono davanti a un vero specchio, però vi devo dire che questo prodottino mi sta veramente piacendo. Lo trovo facile da utilizzare e di una semplicità che non avevo mai trovato nessun altro prodotto. E forse me ne ero dimenticata, ma questi prodotti Benefit li trovate da Sephora. Quasi tutti gli store hanno lo stand Benefit, da quello che capisco io. Se no potete guardare tranquillamente su internet e vedere le colorazioni. Tenete presente che la mia è il blonde. Poi vedete voi se vi può piacere un prodotto così. Io vi dico che è la prima volta che lo utilizzo, ma come prima impressione mi sono subito sentita sollevata della facilità di fare le sopracciglia. Ed ecco qui le melanzane. Ci ho aggiunto un altro quarto d'ora dalla mezz'ora, per cui ho fatto 45 minuti, mancano 2 minuti, però tenete conto che sono partita a forno freddo e l'ho messo a 160 gradi. Questo qui sarebbe più o meno il risultato. Vedete che si sono un po', come si dice, non mi viene la parola, comunque vedete anche la buccia si è un po' ristretta, diciamo. E io adesso, quando sono passati 2 minuti, spengo completamente il forno, però non le tiro fuori, visto che non le devo mangiare adesso, lascio che si passino ancora per mezz'ora nel calore del forno.
Se vi piace per un'idea in più, giusto per insaporire un po' di più la melanzana, questa sarebbe la ricetta che ho trovato su internet. Volendo si può mettere sopra una fettina di salame quando la melanzana è ancora caldina, si rimette in forno che si sciolga un po' anche il grasso del salame, così dà un po' di gusto in più. Mi sono appena fatta la doccia, però volevo farvi una precisazione sulla ricetta che vi ho fatto, che ho ripetuto anche io, ho trovato su internet. Credo che sia meglio fare delle fettine di melanzana e poi fare il condimento, perché è così alta più o meno la melanzana. Allora il primo pezzo è saporito perché c'è il sale, il pepe, l'olio penetrato, c'è il pane grattugiato, per cui il sapore c'è, ma la parte sotto il sale non arriva, il pepe nemmeno e l'olio nemmeno, per cui ha proprio il gusto naturale della melanzana, per cui se piace questo contrasto tra il gusto con il saporito che danno gli aromi e il gusto naturale della melanzana, si possono benissimo fare così, altrimenti secondo mio parere fare fettine più o meno grosse di 1 centimetro, anche 2 centimetri, già troppo, forse è meglio 1 centimetro, e fare poi il condimento di sale, olio, pepe, prezzemolo e pane grattugiato. Credo che così diventino più saporite, perché il sale penetra giusto nella zona in cui si va a mangiare. A me personalmente così sì, mi sono piaciute, però ho sentito la parte sotto che c'era il gusto naturale della melanzana, per cui se è saporita la melanzana è un discorso, ma se la melanzana è un po' sciappa si sente il sciappo della melanzana. Ho voluto farvi questa precisazione dopo la doccia. Ed eccoci tornati al mercato agricolo. Questi sono prodotti del mercato agricolo di Castelfranco. Allora, ho preso per questa sera questo tipo spezzatino di coniglio. Allora ho pensato di farlo con le patatine e piselli. Qui è la porchetta di coniglio, mentre come verdura ho preso un melone, 4 noci pesche, mezzo chilo di fagiolini, le zucchine quelle con il fiore, una vaschettina di pomodori. Ne ho presa una solo perché in frigo ne ho avanzati della spesa che ho fatto ieri, per cui ne ho presa una vaschettina sola, e del formaggio. Questo è un mezzano e qui c'è una casatella che è tipo il stracchino. Ed ecco arrivato il pacco di Charlotte Tilbury. A me ci sono voluti 5 giorni, contando anche il giorno dell'ordine, ed è arrivato con il corriere Bartolini. Allora dentro c'era questo libricino, i 2 campioncini, uno è di correttore, adesso allora questo sono campioncini di fondotinta, mi hanno mandato tutte le shade, però credo che qui dentro ce ne sia veramente poco, però l'idea di provare il Magic Foundation mi ispira, e dopo anche come correttore sempre Magic Away, di poter abbinare fondotinta con correttore, per cui speriamo di riuscire a poter fare la prova di questo prodotto da poter metterlo su tutto il viso. E questa sarebbe la palettina che mi sono fatta arrivare, si chiama Starry Ace to Hypnose. Questa sarebbe la confezione esterna, questa sarebbe la confezione vera e propria della palette. Ha questa cartina divisoria dove ci sono tutti i nomi degli ombretti, e questi sono gli ombretti. Così vi faccio un attimo vedere la mia prima palette di Charlotte Tilbury, perché ce n'è un'altra di grande così che è sempre della linea Pilot Talk, però mi sembrava che le colorazioni fossero troppo nude, rosate, mentre qui c'è il verde, c'è questo borgogna, ci sono più colorazioni. Mi ha ispirato di più a acquistare questa. Come al solito, adesso non, perché fa riflesso, non so se si noti,
le shade sono divisi per 3, praticamente qui c'è il nome e qui ci sono 3 shade per fare un make up. Qui ci sono altre 3 per fare un make up, perché mi sono accorta che Charlotte Tilbury sulle palette grandi usa questo metodo di già dare una preimpostazione di come realizzare i make up. Comunque io sicuramente mischio il tutto. Comunque è arrivata la mia prima palette Charlotte Tilbury. E anche per oggi la macchina segna 31 gradi, però sono previsti temporali, per cui penso che un po' rinfreschi. Sono andata in gelateria, vi faccio vedere che ho preso il gelato, ve lo faccio vedere nella prossima clip. E vi faccio vedere l'esterno, poi faccio vedere che ho preso una granatina. Qui dentro c'è il gelato che ne ho preso 1 chilo, mentre di qua c'è la granatina alle fragole che adesso mi pappo. Non so se mi sentiate, forse se abbasso un po' l'aria condizionata forse va meglio, spero di non morire dal caldo. Comunque mi sto pappando la granatina e vi devo dire che non è niente male. Rispetto a prima delle ferie hanno cambiato i bicchierini, li trovo più piccolini, ma chissà se mi hanno dato meno del solito. Comunque dal caldo si sta sciogliendo già da sola, perché mi hanno dato anche il cucchiaino, però tendo ad usare la cannuccia. Visto le temperature che ci sono, vi devo dire che è molto rinfrescante. Granatina rinfrescante finita, adesso faccio il ritorno, così se riesco se non si scioglie completamente, perché ho preso la vaschetta termica, vi faccio vedere un attimo il gelato che ho preso. Come potete vedere da qui dietro iniziano ad esserci dei nuvoloni scuri, vediamo se piove oppure no. E finalmente vi faccio vedere il gelato che ho preso. Sotto ci sono degli altri gusti, perché ho fatto un misto, in totale 1 chilo. Mi hanno dato anche 2 confezioni di biscottini di cialdine, 5 per sacchetto. Adesso inizia la parte noiosa dopo ferie. Devo stirare tutte queste cose.
fatta stirare tutto, ho messo un po' d'ordine, quelle non le ho neanche stirate perché sono belle stropicciate, comunque ce l'ho fatta. Comunque qui di capi delle ferie ne ho di lavati che si stanno asciugando e sono quasi asciutti, e lì ho gli ultimi da lavare, gli asciugamani, questi qui, la borsa, il porta sapone, dentifricio, questi beauty case, così li devo lavare. E di là mi sono rimasti dei costumi, dei pantaloncini corti che sono quelli che non ho usato, però volevo darci un risciacquo. Ci sono anche i berettini. Dopo un sabato e una domenica che non si è fatto praticamente niente, ha sempre piovuto, da sabato pomeriggio più o meno è iniziato la pioggia, un po' smetteva, un po' pioveva, e anche ieri, fino a ieri pomeriggio più o meno, fino a domenica pomeriggio. Oggi siamo a lunedì e ho deciso di andare qui al Tigotà a fare un po' di scorta. Non devo prendere tante cose perché già ho un prodotto a casa, però volevo prendere la scorta, che sapete con con la situazione che c'è, che non succeda che sbloccano per 15-20 giorni qualcosa. Allora per sicurezza tendo sempre ad avere un po' di scorta. L'unica cosa che adesso mi manca di fare scorta è la carne da mettere in congelatore, perché sabato Davide è andato a vedere se era aperta la macelleria, ma era chiusa. Per cui probabilmente sono in ferie, come era in ferie quella che del mercato agricolo che mi vendeva il pane, che bisogna vedere se se questa settimana c'è o non c'è. E comunque adesso faccio il giro qui da Tigotà, poi volevo andare anche dal fruttivendolo a prendere un po' d'uva e 2 o 3 pomodori da insalata, giusto per avere sempre un po' di scorta. Vi dico cosa ho preso dal fruttivendolo. Allora, l'uva pizzotella, questo è l'insalata gentile, qui pomodori da insalata, cetrioli, e di qua sempre uva, però quella pugliese. Di qua vi faccio vedere quello che ho preso da Tigotà. Vi dico che da frutta e verdura ho speso 10 euro, da Tigotà 19, per cui no, non ho speso moltissimo. Allora ho preso il profumo per il WC ammorbidente, sempre Tesori d'Oriente, che secondo me è il migliore. Ho preso muschio bianco e questo qui che è, se riesco a girarvi, che è il classico a mamma, anche quello che prendo più spesso. Poi ho preso questi della Cocolino, ho preso questo profumo per da mettere, cioè qui c'è scritto da mettere nei cassetti di vestiari. Io pensavo di metterlo nella scarpiera, non so se funzioni, ma ci voglio provare. Poi della Lisoform, che non l'avevo mai preso, questo con il beccuccio così, sempre per il WC, ho preso zero calcare della Lisoform al profumazione lime, che è scritta qui. Questo veramente non l'avevo mai provato. Poi 2 confezioni di fazzoletti di carta, che non sono mai troppi. Allora ne ho preso della Foxy e della Scottex. Un tempo preferivo solo quelli della Scottex, non riuscivo ad abituarmi ad altri marchi. Poi ho provato quelli della Foxy, vi devo dire che non sono niente male, per cui li prendo entrambi. Ho presi entrambi i marchi. E per finire ho preso questa confezione di Finish Quantum. C'è scritto nuovo, per cui questa confezione così nera io non l'avevo mai vista, anche perché di solito qui era azzurro, per cui questa qui è una novità, e c'è sempre scritto che è al limone, azione sgrassante, azione brillantezza e pulizia. Sinceramente non lo so come siano, perché sono nuove anche per me. Vi piace la nuova palette di Natasha Denona? In teoria qui in Europa dovrebbe arrivare il 18 settembre, però non escludo che arrivi anche prima, visto che mi sembra che anche la precedente avessero scritto una data poi è arrivata 5-6 giorni prima.
Comunque io sto già pensando di prenderla perché veramente mi sta piacendo, anzi questa la preferisco rispetto a quella nuova di Urban, di Urban Decay, per cui sto pensando di saltare quella nuova di Urban Decay e di prendere questa. Mentre questa sarebbe quella che vi dicevo da Urban Decay, del marchio Urban Decay. E fino adesso pensavo di prendere questa, a parte che questa c'ha 1, 2, 3, 4 colori opachi e questi tutti shimmer brillantinosi. Ma adesso che ho visto quella di Natasha Denona, perché questa è già disponibile sul sito urbandecay.it e costa 54 euro se non erro, ma preferisco risparmiare questi 54 euro, anche se sul sito quando arriverà su Sephora sarà scontabile anche del 20, e di prendere quella di Natasha Denona, anche se penso che quella di Natasha Denona costerà sui 60-69, comunque come le altre palette di quella misura credo, ma preferisco prendere quella di Natasha Denona che questa. Ed ecco l'unica spesa fatta questa mattina, ciabatte per Davide, perché quelle che si è portato al mare si sono scollate, le avevo già incollate con l'attack prima di partire e l'ultimo giorno si sono riscollate, per cui non mi fido a rincollarli che durino, a parte che non so se ci sia una colla più dura dell'attack. Beh, va bene che forse potrei portarle dal calzolaio dopo lavate, perché qui si è anche, dove ho messo l'attack, si è anche appiccicata la sabbia. Comunque vediamo cosa faccio. Intanto per 12 euro ho ripreso queste che però sono tutte di un pezzo, non hanno come questo qui, il pezzo che si stacca incollato. Questo sono fatte tutte di un pezzo. Poi ho preso TV Sorrisi e Canzoni che parte da sabato e 4 ruote di settembre. Ed eccoci qui anche per questo vlog. Pensavo di chiuderlo qui, così ho qualche giorno di anticipo per riprenderne un altro per venerdì prossimo. Oggi sarebbe martedì 1° settembre, voi lo vedrete venerdì questo vlog. Ok, allora per questo vlog ci salutiamo, ci vediamo al prossimo video, ciao!